Esce di strada con l'auto e si schianta su un muretto in cemento. Tragedia a Silea, muore un 39enne di Roncade, padre di 2 bimbe. Altri 2 incidenti gravi a Paderno del Grappa e Mogliano. Forti raffiche di vento e violente grandinate hanno sferzato diverse aree della Marca, dalla Pedemontana, del Collina del Prosecco, chicchi come noci su frutteti e serre, blackout in alcune abitazioni a Treviso. Manca la carta e problemi nella logistica dall'est Europa. Così Enel Energia avvisa gli utenti dell'arrivo in ritardo della bolletta di luce e gas. Sta succedendo in questi giorni a diversi utenti preoccupati di non aver ancora ricevuto il documento. Crisi materie prime, speculazione e aumento costi fino al 300% hanno rischiato di far sparire le colombe pasquali dagli scaffali. L'analisi dello storico stabilimento Fraccaro di Castelfranco. Ancora simboli della città di Treviso imbrattati dai vandali. Questa volta nel mirino è finita la statua della Teresona in piazza Indipendenza, l'ira di Casugana. Chiesa gremita a Santa Bona per i funerali di Giovanni Busnello, che nel 1985 consentì a donare il cuore del figlio per il primo trapianto in Italia. Un uomo profondamente giusto, ricordo dei presenti. Volley, stasera scattano i play-off, le campionesse d'Italia, caccia di un altro scudetto, affrontano Firenze al Palaverde. Alle Pantere intanto il premio Fuoriclasse 2022. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che purtroppo si apre ancora una volta con una tragedia della strada e a perdere la vita un giovane papà di 39 anni di Roncade. Il dramma si è consumato a Silea ieri sera. L'auto del 39enne di Roncade è finito su una spalletta in cemento. I miei figli hanno detto che hanno sentito il botto, è stato molto forte, hanno tremato i vetri, ha detto, quindi sicuramente è stato un urto molto violento. Lo schianto violento contro il ponticello di cemento è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Nulla ha potuto fare l'equipaggio del suo M118, troppo gravi le lesioni riportate per poter salvare la vita a Silvio Bernardi, giovane padre di 39 anni. Il terribile incidente è accaduto alle 23 lungo via Sant'Elena a Silea. La vettura stava procedendo in direzione di Roncade quando, di fronte ad un colorificio, è uscita dalla careggiata. Non ci si spiega come mai il giovane padre abbia perso il controllo della sua autovettura, forse un improvviso malore o una distrazione. Che abbia perso il controllo praticamente, abbia lasciato andare la macchina e che sia finita nel fosso. Sullo schianto indaga ora la Polizia Stradale di Vittorio Veneto. Gli agenti hanno dovuto bloccare la strada per lungo tempo per riuscire ad effettuare tutti i rilievi del caso e per scongiurare l'ipotesi di una possibile collisione con un altro mezzo. Ho sentito i rumori poi dei mezzi che recuperavano l'auto fino a tarda notte, almeno fino alle 3, alle 4 di notte sono andati avanti. Silvio Bernardi lascia la moglie Nadia e 2 bambine di 5 e 6 anni. Una tragedia nella tragedia, perché la vittima di questo incidente stradale è un giovane papà, un giovane marito, e quindi c'è lo strazio di un'intera famiglia a cui si aggiunge proprio il dolore di tutta la comunità. Il 39enne originario del Veneziano era molto conosciuto per essere il titolare dal 2020 del locale La Porchetteria a Milano e per aver gestito altri bar nella Marca. Con la famiglia viveva da alcuni anni a San Cipriano di Roncade. Quello di Silea è stato sicuramente il più grave degli incidenti che hanno caratterizzato le ultime 24 ore, ma non è stato l'unico nella Marca. Altri 2 incidenti seri a Paderno del Grappa e poi oggi a Mogliano. Una dinamica ancora tutta da ricostruire. L'unica certezza è il tremendo schianto avvenuto poco dopo l'1 della scorsa notte in via Piovega a Paderno del Grappa. Scontro frontale tra 2 auto con 5 persone ferite, tra queste 3 ragazze di 24 e 25 anni. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Asolo e il SUEM, con i feriti trasportati negli ospedali di Castelfranco e Montebelluna. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Ma la lista degli incidenti nella Marca non è finita. In mattinata infatti, lungo la strada che collega Mogliano Veneto a Gardigiano di Scorzè, altro schianto tra 2 vetture, ferita in modo serio la conducente di una delle auto coinvolte. E poi un incidente sul lavoro, un operaio di 36 anni ricoverato in ospedale a Conegliano dopo essere rimasto vittima stamane di un infortunio mentre si trovava in una ditta di Pieve di Soligo per cause ancora in corso di accertamento da parte dello Spisal. È rimasto incastrato in un macchinario procurandosi un pericoloso schiacciamento toracico. Non è fortunatamente in pericolo di vita, sul posto anche i carabinieri per le indagini.
Adesso parliamo del maltempo che ha colpito anche la Marca e altre zone del Veneto. L'avete visto nel telegiornale del Veneto nella tarda mattinata, da mezzogiorno in poi, soprattutto nel primo pomeriggio. Danni da vento soprattutto in queste ultime ore che vi riferiremo dopo il servizio, ma tutto è nato da una violenta e improvvisa grandinata. In pochi minuti i campi imbiancati. Queste immagini vengono da Resana, ma lo scenario è stato praticamente identico in numerose aree della Marca, dalla Castellana alla Pedemontana, oltre al Vicentino. Cavaso del Tomba, Possagno, Pederobba, Vidor, le colline del Prosecco, le zone più colpite. Poco dopo le 12 l'annunciata perturbazione è arrivata con violenza, scaricando chicchi di ghiaccio grossi come noci. Contemporaneamente forti raffiche di vento e temporali, come quello che a Treviso ha provocato un blackout, lasciando numerose abitazioni senza corrente, fortunatamente non a lungo. Uno stato di attenzione che continuerà anche nelle prossime ore, prima di esaurirsi in una domenica che non dovrebbe presentare sorprese. I disagi alla circolazione non sono mancati, ma come sempre in questi casi è il mondo agricolo a contare i danni dopo il tremendo periodo della siccità. I tecnici di Coldiretti Veneto hanno effettuato sopralluoghi per una prima stima. Preoccupazione per i frutteti in fiore, in particolare i ciliegi. Tra le fioriture in campo anche la colza diffusa tra i seminativi e in pieno periodo vegetativo. Le raffiche di vento e le grandinate hanno interessato le serre di ortaggi che proteggono fragole e altre primizie. Gli agricoltori, ancora una volta, devono fare i conti con i cambiamenti climatici, commenta Coldiretti Veneto, talmente imprevedibili che nessuna polizza può garantire la copertura. Nonostante gli investimenti intrapresi dalle aziende agricole per evitare i danni del maltempo, nulla si può di fronte alle calamità atmosferiche che mettono a repentaglio il bilancio degli imprenditori, già compromesso dai forti aumenti dei costi di produzione delle materie prime. Lo dicevamo, sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco per danni soprattutto da vento. A San Zenone degli Ezzelini un fulmine e poi il vento hanno fatto cadere un albero su un serbatoio di gas interrato. Il bombolone non ha avuto fortunatamente danni, ma il fulmine ha colpito l'impianto elettrico a servizio del serbatoio del gas e quindi ha rovinato il contattore del gas. A Morgano, in via Sant'Ambrogio, una recinzione lunga 15 metri è crollata sulla sede stradale. Anche qui l'intervento dei vigili del fuoco, la situazione è tornata velocemente alla normalità e si segnala anche un camion che a causa del forte vento si è ribaltato su una rotonda a Preganziolo. Se ci saranno altri interventi ve ne riferiremo nel corso del telegiornale. Adesso torniamo a parlare dei rincari, rincaro energia, carenza di materie prime e gli effetti sulle nostre vite quotidiane. Tra gli effetti anche il ritardo delle bollette. Manca la carta e ci sono problemi nella logistica dall'est Europa e così la bolletta di luce e gas arriva in ritardo. Sta succedendo in questi giorni a diversi utenti preoccupati di non aver ancora ricevuto la bolletta. Sentite. Stiamo riscontrando dei ritardi nella consegna di alcune bollette che verranno escluse dall'addebito di interesse di mora nel caso di ritardato. Manca la carta e la bolletta non arriva. La segnalazione di diversi clienti di Enel Energia che ancora non avevano ricevuto la bolletta di luce o gas di febbraio-marzo trova conferma nell'avviso che la stessa azienda pubblica sul proprio sito. Abbiamo riscontrato dei ritardi nella stampa di alcune bollette emesse nel periodo 7-9 marzo, si legge. Il problema è dovuto alla criticità nell'ambito del settore cartario e ai ritardi della logistica dall'est Europa. Carenza di carta per buste e bollettini e difficoltà logistiche dunque. Enel Energia precisa che i ritardi nella consegna non andranno però a pesare con interessi di mora per i pagamenti effettuati nei 15 giorni successivi alla scadenza, così come verranno sospese le azioni di recupero del credito per lo stesso periodo. Per fortuna, sospira più di qualche pensionato che guarda con ansia la cassetta della posta in attesa della prossima stangata conseguente al caro energetico. Ma cosa sta succedendo all'industria della carta? Io posso pensare che ci possa essere qualche ritardo dovuto alla consegna di carta, perché evidentemente in questo momento i rialzi dei costi energetici delle materie prime stanno influendo sul costo. Il mercato è teso e le produzioni di carte grafiche da qualche anno in Italia e in Europa sono diminuite. Però le notizie che io ho come settore è che nonostante la difficoltà, nonostante i costi molto alti, le aziende in Italia stanno lavorando e stanno rispettando i contratti e stanno facendo il massimo sforzo per rispettare i contratti, per cui da questo punto di vista posso rispondere, diciamo che l'industria sta facendo tutto il possibile per
per mantenere gli standard produttivi. Senza dubbio il rincaro dei costi dell'energia sta influenzando la produzione di tutto il settore manifatturiero. Forse da una parte c'è un costo della carta molto importante e molto rilevante che deriva dai costi energetici, dall'altra c'è un settore, quello produttore di energia, che dovrebbe anche comprendere un po' qual è la situazione. Enel Energia comunica di aver implementato azioni volte ad evitare il riproporsi di tali ritardi ed è possibile attivare gratuitamente la bolletta web per riceverla via email. Un esempio pratico delle difficoltà di produzione delle nostre aziende arriva da Castelfranco, dove la mancanza di olio di girasole, carta e anche imballi ha rischiato di far sparire dagli scaffali di negozi e supermercati uno dei simboli della Pasqua in tavola. La guerra e relativa crisi delle materie prime ha rischiato di far sparire le colombe dagli scaffali. Ne sanno qualcosa a Castelfranco, dove da oltre mezzo secolo sfornano uno dei simboli del pranzo pasquale. Sorride infatti Luca Fraccaro, perché anche quest'anno, nonostante le difficoltà, le commesse sono state onorate. Adesso ormai fra poco saremo al clou, arriverà Pasqua, quindi direi bene. Quello che ovviamente invece non va bene è il discorso del reperimento e costi materie prime e prodotti di imballaggio, perché ovviamente quelli, come sappiamo tutti, stiamo vivendo un grosso problema. Cos'è che manca di più? Il cartone sicuramente è uno di quei prodotti che si fa fatica a reperire il cartone. Poi l'olio di girasole è un altro di quegli ingredienti che ovviamente questo sarà duro averlo, perché sappiamo che il maggior produttore purtroppo adesso sta subendo la guerra, per cui è un problema grande. Per poi andare avanti con altre tipologie di ingredienti anche se si fa fatica, per non contare ovviamente il discorso dei prezzi, perché sono aumentati, siamo arrivati ad avere anche 300% di aumento su alcune materie prime. Percorso in salita quindi per riuscire a sfornare i prodotti cercando di mantenere i prezzi, considerando l'inevitabile diminuzione di potere d'acquisto delle famiglie e però anche le inevitabili speculazioni. Non dimentichiamoci che in questi momenti qua purtroppo, ahimè, il mercato gode anche di speculazioni, quindi magari sono degli aumenti imposti ma che non sono tanto reali. E se da una parte Luca Fraccaro ha tirato un sospiro di sollievo per la produzione pasquale, dall'altra è già preoccupato per i prossimi mesi. Adesso vedremo, perché passata Pasqua lì vedremo la verità, perché passata Pasqua ovviamente si vivrà col discorso del prodotto continuativo e lì sarà da capire effettivamente come sarà il mercato. Solo in una battuta, nonostante la guerra, la colomba della pace c'è quest'anno. Sì, per noi c'è la colomba della pace e speriamo che magari, non lo so, che qualcosa di buono possa portare, ecco, almeno qualcosa di buono, di dolce. È una situazione che il Veneto non riuscirà a sopportare a lungo, forse solo poche settimane. Lo ha detto un preoccupato governatore Luca Zaia, parlando ovviamente della crisi, dal caro bollette all'economia veneta che fa i conti con gli effetti delle sanzioni. Lo ha detto all'inaugurazione della fiera di Godega di Sant'Urbano. Restrizioni sì, ma a tempo, perché anche noi non riusciamo a sopportare questa economia di guerra oltre un certo limite. Questa è la posizione del Veneto guardando la guerra in Ucraina e le sanzioni a Putin. Embargo che l'Europa si appresta ad accrescere, mettendo ancora più in difficoltà non solo l'economia russa, ma anche la nostra. E noi peraltro stiamo vivendo un'economia di guerra senza le bombe. Quanto potremo andare avanti in queste condizioni con le materie prime schizzate verso l'alto? Poco. Stiamo parlando di settimane, non di mesi. Per questo il Presidente del Veneto torna a ribadire un cambio radicale del piano europeo post-Covid. Bisogna che il governo e che i governi creino il substrato perché questo accada. Quando io ho proposto più volte rivediamo il PNRR per diventare autonomi energeticamente, autonomi con le materie prime, mi hanno sempre risposto che il PNRR va bene così. Cosa volete che vi dica? È stato progettato bene, ma è stato progettato prima della guerra. Un cambio fondamentale per dare risposte al ceto medio, per il quale Zaia è particolarmente preoccupato. È un momento nel quale molte famiglie non sbarcano lunari, è un momento nel quale ci arrivano le bollette, sono il doppio di quelle che riceviamo comunemente. È un momento nel quale noi dobbiamo solo sperare che finisca velocemente, si aiutino le famiglie con norme nazionali, le famiglie meno abbienti, le famiglie che hanno difficoltà. È un momento nel quale tutti noi dobbiamo lavorare perché questi facciano la pace. Noi non possiamo vivere di prove muscolari, non ci servono a nulla. È una soddisfazione magra pensare di aver vinto, ma con un bilancio di morti da paura, morti di guerra e morti di fame.
E poi c'è il turismo che fa i conti con la crisi. Ieri abbiamo raccontato le parole degli operatori del turismo, le prese con turisti soprattutto americani che hanno disdetto le loro presenze in queste settimane perché convinti che anche l'Italia fosse in guerra. La Regione dice oggi bisogna investire in un piano di comunicazione oltreoceano. Il Veneto non riesce a far capire oltreoceano che non è coinvolto nella guerra tra Russia e Ucraina. Infatti continuano ad arrivare disdette da parte di americani e canadesi che avevano scelto la nostra regione per passare le vacanze nei prossimi mesi. La regione ammette il problema di comunicazione nonostante la costante presenza del Veneto in tutte le principali fiere turistiche del mondo. Comunicare meglio e le informazioni purtroppo che girano tramite i social a volte sono distorsive e quindi il compito nostro, ovviamente come regione ma non solo, è quello di promuovere queste informazioni in maniera corretta e così cercare di attirare i turisti anche nei momenti di difficoltà. Questo tenendo conto che la pandemia ha causato perdite medie di fatturato intorno all'80% e che con le sanzioni solo a Pasqua l'assenza dei visitatori provenienti da Mosca si tradurrà in 20 milioni di mancati incassi per le strutture ricettive italiane. I turisti russi sono considerati dei top spender al pari di americani e cinesi. Resta quindi il mercato interno con tanti italiani che al pari dello scorso anno sceglieranno per le loro vacanze mete nazionali e quindi anche il Veneto, ma in una situazione di crisi diminuiranno i giorni e quindi anche gli introiti per le strutture turistiche. In questo scenario incerto uno stimolo positivo riguarda la ricezione fieristica, quella ad esempio del Vinitaly. La Fiera di Verona da questo punto di vista è sempre stata importante, anzi direi fondamentale non solo per Verona ma per il Veneto. Ovviamente dopo un periodo difficile anche di chiusura delle fiere c'è molta attesa e quindi effettivamente non solo gli alberghi ma anche l'extra alberghiero risulta il tutto esaurito ed è un bel segnale non solo per Verona ma per tutte le città d'arte che sono quelle che hanno sofferto di più in questi 2 anni di pandemia. Torniamo alla cronaca, usciamo velocemente dalla Marca trevigiana ma siamo vicini, confinanti, parliamo di un tragico, a proposito di incidenti stradali abbiamo aperto il nostro telegiornale con la tragica morte del 39enne di Roncate, c'è stato un gravissimo incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 52 Carnica tra i comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo, sul ponte sul fiume Tagliamento, uno scontro frontale mentre sul luogo c'era un forte temporale che può aver comunque contribuito a causare questo incidente. Ci sono 3 vittime, 2 uomini e una donna. È successo poco prima delle 16:30 nel tratto che precede l'ingresso al paese, quindi un terribile schianto con 3 vittime in provincia di Udine purtroppo, quindi un bilancio che si aggrava delle vittime della strada a nord-est. Ad Ossondi Casieri invece i carabinieri hanno identificato l'autore di un furto con destrezza che era stato commesso nel marzo scorso vicino a un esercizio commerciale di Casier, vittima una 30enne trevigiana. La giovane era stata avvicinata da un uomo che, munito di cartellina con modi apparentemente affabili e cortesi, aveva dichiarato la propria appartenenza a un'associazione benefica per sordomuti chiedendo un'offerta. La donna aveva accettato l'offerta ma appena estratto dal portafoglio una banconota di 50 euro per cambiarla e donare di fatto 10 euro, l'uomo gliel'ha sfilata ed è fuggito. Dopo alcune indagini i carabinieri sono riusciti a identificare il responsabile, un 30enne di origini rumene, ora appunto individuato e denunciato dai militari. A Treviso invece, nel capoluogo della Marca, sono tornati i vandali dei monumenti e questa volta nel mirino è finita la statua della Teresona. Disegni e scritte con pennarello, l'obiettivo dei vandali, il basamento della statua della Teresona in piazza Indipendenza. Ancora una volta uno dei simboli della città diventa bersaglio scriteriato dei vandali, molto probabilmente giovanissimi. Era già successo a Porta San Tommaso, scatenando le ire del sindaco e di tutta l'amministrazione. Questa maleducazione, contro delle statue, contro dei muri, io questa proprio non la capisco, guardate, non riesco a capirla e tanto li troveremo e poi come sempre verranno a piangere con mamma e papà dicendo che non lo sapevano, che non credevano, però è ora anche di finirla di questa cosa qua. La polizia locale ora sta indagando per dare un nome e un volto ai responsabili, mentre per Casugana le semplici multe non bastano più. Ci vogliono delle punizioni esemplari, non solo economiche secondo me, guardate, se sono chiaramente maggiorenni ci vorrebbe un periodo di lavori socialmente utili, cioè che si metta a disposizione della collettività e vedranno che gli passa la voglia, perché se pagano sempre mamma e papà
o gli zii o i nonni e tutto va come diceva mia nonna in canarina, non è neanche così. No, è giusto che si prenda la responsabilità e paghino con del sano lavoro per la collettività, così se la ricordano prima di fare una stupidaggine del genere. Restiamo a Treviso, andiamo a Santabona, la chiesa gremita stamane per i funerali di Giovanni Busnello, che nel 1985 acconsentì a donare il cuore del figlio per il primo trapianto in Italia. La chiesa di Santabona era gremita di amici per l'ultimo saluto a Giovanni Busnello, morto in pochi mesi a 87 anni a causa di una leucemia fulminante. A celebrare la messa Don Federico Testa, che conosceva molto bene Giovanni. Era un uomo profondo, onesto e umile. A rendergli omaggio il sindaco Mario Conte, l'assessore comunale al bilancio Cristian Schiavona, il direttore dell'ASL 2 Francesco Benazzi, i figli Eleonora ed Enrico, le nipoti Francesca e Chiara, gli ex colleghi sindacalisti della CISL, dove ha lavorato a lungo, e i rappresentanti di AIDO e ADVAR. Molti ricorderanno la scelta di donare il cuore del loro figlio, giovanissimo Francesco, ma lo vissero come un gesto di carità nel Signore, dare vita a qualcun altro. Era il 1985 quando Giovanni con la moglie Marina acconsentirono all'espianto del cuore del figlio Francesco, deceduto appena 18enne in seguito ad un incidente con la moto. Un gesto d'amore che cambiò la storia della medicina. Tanti hanno voluto dirmi in questi giorni che era una brava persona. Caro Giovanni, ci mancherai, riconoscenti per ciò che sei stato e perché sei stato testimone nelle mani di Dio, ti diciamo arrivederci e preghiamo che tutto il bene segnato fiorisca con la grazia di Dio come una primavera. Pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dallo sport con il volley. Stasera scattano i play-off per l'Imoco Conegliano alla caccia della riconferma come campionesse d'Italia. Intanto alle Pantere è andato il premio Fuoriclasse 2022. Giocheremo per finale per scudetto e poi per la Champions, quindi ancora due trofei molto importanti per noi che dobbiamo sudare. La mentalità vincente si vede anche da qui. Nonostante le vittorie e i record, la consapevolezza di dover lottare come se fosse sempre la prima finale. È il segreto delle Pantere dell'Imoco, che stasera iniziano la loro avventura playoff contro Firenze al Palaverde e che il 22 maggio a Lubiana sono attese per confermarsi campionesse d'Europa contro Istanbul. Pantere vincenti, e non poteva andare che a loro il premio Fuoriclasse 2022, riconoscimento ideato da Roberto Castagner, patron della storica distilleria, e che ha visto negli anni premiati nomi come Marcello Lippi, il Nobel Callo Rubbia, Red Canzian, Andrea Bocelli e Federica Pellegrini. Una serata anche per tornare a vivere la normalità post-pandemia e per le ragazze dei settori giovanili di avvicinare le Pantere. C'erano 4 società giovanili qui che aspettavano le nostre campionesse, con quale hanno potuto scambiare qualche selfie, qualche parola e direi che anche questo è il bello del nostro sport. Io dico sempre che la Serie A è la copertina di un bellissimo libro, però i contenuti sono nati dai nostri settori giovanili e da questo attaccamento al sociale al territorio che abbiamo. Una ripartenza che vede il ritorno della capienza al 100% nei palazzetti per la tifoseria più appassionata d'Italia, quella gialloblu. 2 anni sono stati difficili per noi, soprattutto perché conoscendo i nostri tifosi, il nostro territorio che hanno seguito tanto, i nostri tifosi, purtroppo non riuscivano, quindi adesso piano piano ricominciano a tornare in palazzetti e magari un po' possiamo iniziare a vivere come abbiamo vivendo prima, un po' sarà più normalità. Tanti appassionati anche dalla marca trevigiana nella splendida cornice del Parco Naturale del Delta del Po in questi giorni per una sfida mondiale della pesca. Vediamo. 44 squadre che si stanno sfidando in questo canale molto tecnico perché subisce la marea e di conseguenza devono trovare quella giusta linea che ogni giorno cambia. 44 squadre e 21 paesi, la sfida internazionale nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po tra Loreo e Adria.
Nella cornice del Canal Bianco Fronte Chiatti, il quinto mondiale per club di pesca a feeder, specialità tra le più popolari di questo particolare mondo agonistico. 3 giorni per appassionati, dalle prove alle gare vere e proprie, un weekend in una splendida cornice, territorio da scoprire. Non solo sport però, anche un indotto per l'intera area. Saranno presenti diverse persone di tutti i continenti, di tutte le nazioni, che saranno e visiteranno attraverso quello che è uno sport, un loro piacere, una loro passione, visiteranno il nostro territorio. L'occasione per far conoscere questo scrigno di natura nel mondo e naturalmente per valorizzare tutto quell'indotto che è legato alla pesca sportiva. Sfida di tecnica e di cuore per le squadre impegnate nel mondiale, una organizzazione complessa anche dal punto di vista della sicurezza. Le forze di polizia stanno facendo un grande lavoro per assicurare il massimo della tranquillità ai partecipanti. Quindi è tutto il territorio coinvolto in questo importante evento, e diciamo anche che in questo momento particolare in cui arrivano notizie così brutte dall'Ucraina, ecco, ritrovarsi in una competizione sportiva animata dai migliori valori sportivi è un bel momento. E adesso le notizie dal Bellunese, che ripartono proprio parlando della guerra in Ucraina. Eh sì, perché facciamo il punto della situazione in città a Belluno dei rifugiati in fuga dalla guerra. L'emergenza ucraini è l'emergenza che a maggior ragione non ti aspetti, perché credevamo che la guerra non ci riguardasse più, e invece si sente di nuovo il fragore delle esplosioni e chi ne fugge arriva in ogni modo. A Belluno si stima che i profughi ucraini siano almeno 300, per lo più ospitati da famiglie. Nel centro allestito dal comune, nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco e gestito dai volontari della Protezione Civile, sono arrivati ad essercene fino a quasi 60. Ora sono molti meno. Baia sembrava l'emergenza più grande, poi è arrivato il Covid che sembrava ancora più grande, adesso c'è l'emergenza, questa emergenza umanitaria che ha degli aspetti di enorme complessità. Il numero di persone che sta arrivando è elevatissimo e non ce ne rendiamo conto, secondo me da fuori non ci si rende conto del numero di persone, ma soprattutto la complessità che queste portano è enorme. Noi qui in questo centro abbiamo donne in stato di gravidanza, abbiamo bambini sotto i 6 mesi, abbiamo 2 persone con handicap, abbiamo ragazzini, adolescenti, bambini, cioè c'è una situazione di complessità enorme. Ci sono tanti bambini, ragazzi che seguono le lezioni in DAD dall'Ucraina, nessun uomo. Il comune fa fronte con mezzi propri, così come le famiglie che stanno ospitando tutti gli altri, in attesa di una convenzione con lo Stato che aiuti a sostenere le spese. Lei che viene dal Kharkov e stanno bombardando, praticamente hanno distrutto tutto, e è rimasto il suo genero che lei si è tanto preoccupata per lui, e ha detto che tutti di sua città che sono scappati. È troppo contenta che avete ospitato, siete molto gentili, molto bravi, fate mangiare bene e lei è contenta. Sperano di tornare presto nel loro paese. Affiggono saluti e messaggi di ringraziamento. Impossibile non esserne coinvolti. È un qualche cosa che mi segnerà per tutta la vita. Ci sono stati anche altri episodi che mi hanno segnato per tutta la vita. Questo forse è il più intenso. Ecco Istituto del Veneto Alex Langer, gruppo promotore Parco del Cadore, Italia Nostra, per altre strade Dolomiti e Mountain Wilderness Italia, unite contro la costruzione di la pista di bob a Cortina, definita uno scempio ambientale e un inutile spreco di denaro pubblico. L'alternativa proposta da queste associazioni è quella di disputare le gare di bob, slittino e skeleton sulla pista di Innsbruck, sede della Coppa del Mondo e dei recenti campionati europei, con costi e tempi definiti infinitamente inferiori. Le associazioni sottolineano anche come sia inammissibile che si investano 61 milioni di denaro pubblico in un'opera dedicata a uno sport che in Italia conta all'incirca 14 praticanti. E adesso, a proposito di sport, è stato rinviato, dato a destinarsi il 37esimo rally bellunese che si sarebbe dovuto correre nel weekend, con partenza e arrivo in piazza Papa Luciani a Mel. I motori sono stati spenti dagli stessi organizzatori che hanno presentato il piano sanitario, ma non quello previsto per la sicurezza.
107 equipaggi fermi ai box. Il 37° rally bellunese in programma oggi e domani è stato rinviato a data da destinarsi. Nessuna bocciatura, come le informazioni fatte circolare ieri dagli stessi organizzatori della Tre Cime Promotor avevano fatto immaginare, per un presunto quanto improbabile diniego del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Cosa è realmente accaduto è presto detto. Perché si possano svolgere le manifestazioni, a maggior ragione quella come il rally, che ha un rischio implicito, intrinseco, necessitano di standard di sicurezza. Quegli stessi standard richiesti e non presentati dagli organizzatori al tavolo in prefettura dopo i sopralluoghi svolti lo scorso 1° aprile lungo il tracciato per il collaudo del percorso, che hanno evidenziato alcune criticità. In quello di Limana c'è scritto nel verbale di collaudo che alcuni punti, mi risultano 3, sono dotati di protezioni vetuste e non adeguate, dalla dubbia capacità di resistenza. Una questione sostanziale, dunque, non un rifiuto allo svolgimento del rally senza appello, perché sarebbe bastato un intervento immediato degli organi competenti per sanare il rischio evidenziato. Era il 1° aprile, i tempi c'erano e la storia avrebbe potuto avere un altro finale. Per questo la Tre Cime Promotor è stata invitata dal prefetto a individuare un'altra data, a indicarla e a presentare un piano di sicurezza. C'è tutta la voglia di farlo organizzare, e devo dire che dopo il mio ultimo incontro a metà mattinata con gli organizzatori hanno diramato un comunicato stampa dove dicono, io credo recependo il mio invito, il rally è stato rinviato a data da destinarsi. Non ci sono altri aggiornamenti, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Domenica delle Palme la perturbazione si sposta al sud e sul nostro territorio torna ad aumentare la pressione atmosferica. Vediamo dunque il dettaglio del 10 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, come vediamo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà davvero scarsa e la visibilità ottima. Temperature in lieve diminuzione, minime tra 1 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molto soleggiato, al mattino cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio qualche velatura ma del tutto innocua. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, qualche occasionale nube di passaggio ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.